La Fortitudo Agrigento ha trovato il tris e vince ancora una volta contro il Latina 72-61, terza vittoria consecutiva in campionato che porta la squadra biancazzurra sempre più in alto in classifica e con la determinazione acquistata grazie al coach Gagnardi ed un gioco di squadra che alla fine fa la differenza. Una partita a cardiopalma con i ragazzi che nonostante alcuni errori iniziali, soprattutto nel secondo e nel terzo mezzi, hanno recuperato e hanno preso la partita in mano vincendo. Il Latina veniva da 2 sconfitte ed era arrivato qui per battersi e stava per riuscirci anche a causa di una serie di rimpalzi favorevoli ad alcuni errori, ma alla fine il gioco dei ragazzi è stato determinante con un pubblico che ha infiammato il Palamoncada determinando la vittoria. L'americano Marfa, autore di 19 punti, 11 rimbalzi e 24 di valutazione, forse il migliore in campo. Ottime anche le prestazioni di Grande, autore di 21 punti, di Ambrosin e di Francis, 11 punti. Agrigento parte fortissima fin dal primo match e poi pian piano cala nel secondo e nel terzo. La partita diventa difficile, pesante, il gioco si incattivisce e la Fortitudo sembra a tratti poco lucida, ma l'esperienza di Cagnardi al quarto ed il gioco di squadra rimettono in pista Agrigento che ha in mano la partita e la porta fino alla fine con un risultato che tiene 72-61. I biancazzurri piazzano 29 punti trascinanti da uno straripante Francis, autore di giocate spettacolari, coadiuvato va Grande, giocatore sempre implacabile nei momenti decisivi. Agrigento sale a quota 6 punti in classifica in piena zona playoff e cercherà di allungare la classifica domenica prossima 6 novembre sempre in casa contro l'Uraina di Milano. Penso che il calo psicologico non ci sia stato assolutamente e anzi credo l'esatto contrario. Sì, come dici tu giustamente, abbiamo approcciato meglio rispetto alle 2 partite, ma la differenza era che giocavamo al Palamoncada e non in trasferta, quindi i ragazzi chiaramente erano pronti, energetici, adrenalinici e quantomeno a livello fisico hanno subito messo in campo dei valori. Abbiamo giocato contro una squadra matura dal punto di vista tecnico-tattico, oltre a quello che è la quinta gara di campionato, e per questo faccio i complimenti ai nostri avversari, a coach Gramenzi, seppur esce sconfitto da questa partita non c'era certo bisogno che lo dimostrasse oggi, ma ha dimostrato di essere un allenatore che prepara tatticamente molto bene le sue squadre.